La polizia locale comunque continua a avvalersi sia della dotazione naturalmente che aveva prima, quindi dei cani antidroga, del taser. Abbiamo potenziato la Cavarzerani, quindi c'è un presidio sulla Cavarzerani H24. Abbiamo presidiato anche i posti con l'esercito relativi alla stazione dei treni e alla stazione delle corriere. Soprattutto poi abbiamo iniziato dei progetti come quello della sicurezza partecipata, ma anche appunto quello del controllo, del monitoraggio degli autobus, e questa mattina in comune il sindaco firmerà una convenzione per quanto riguarda SSM. Il sistema soste e mobilità infatti si è dichiarato disponibile attraverso i propri agenti a monitorare la situazione nelle strutture di sosta, siano esse sotterranee oppure a raso, e a verificare praticamente anche per quanto riguarda gli agenti appunto di sosta quello che accade sul territorio dove operano.